Ciao amici, bentornati sul canale, benvenuti a Montecchio. Oggi faccio un giro qui vicino a casa mia, faccio il sentiero del Monte Nero e vediamo un po' cosa c'è da scoprire inerpicandoci sulla collina. Vediamo se si arriverà ai castelli. Insomma, dai, è un altro bel giro nella provincia di Vicenza che ci tenevo da un pezzo di portarvi sul canale, quindi vamos, let's go, che ci sarà da divertirsi. Io sono arrivato da questo sentiero, il sentiero didattico del Monte Nero. Come vedete qui c'è una bella cartellonistica del Nordic Walking Park. Con vari sentieri che si susseguono e qui si possono scegliere vari percorsi. Io quindi scelgo di proseguire dal percorso Priare, quindi lascio l'1, mi metto nel 5 e vediamo un po' cosa succede immersi in queste colline di Montecchio. Dopo il capitello mi sono immesso sul sentiero che si chiama Sentiero della Nova. Già riesco a vedere i castelli qui sopra, quindi si prosegue. Sebbene la patria universalmente riconosciuta di Giulietta e Romeo sia Verona, la funzione dei due manieri di Montecchio non è priva di importanza nell'ottica della stesura della novella. Luigi da Porto infatti ideò la storia dei due amanti, trasformata poi da Shakespeare nella tragedia romantica più famosa del mondo. Fu proprio la posizione dei due manieri ad ispirare da Porto, che poteva osservarli dalla sua villa di Montorso.
Siamo appena passati al castello di Romeo, che potete vedere qui dietro, piazzale degli Alpini dove c'è la chiesetta. Adesso, seguendo sempre il sentiero numero 1, sto andando verso il castello di Giulietta. Le prime fortificazioni su questi colli risalgono all'epoca romana, ma fu nel 1008 che i due manieri vennero edificati dai signori di Montecchio. Nei secoli cambiarono strutture e funzioni, passando per il dominio dei Visconti, degli Scaligeri fino alla Repubblica di Venezia. Il castello di Bella Guardia, ovvero quello di Giulietta, occupa la parte più alta della collina e domina il paese, e dalla sua bellissima terrazza si può ammirare un ampio panorama. Beh, credo che quello che si è visto dal castello di Giulietta, per chi non è della zona, sia qualcosa di assolutamente fantastico e da provare, quindi vi invito assolutamente a visitare queste zone, insomma, anche per chi viene da fuori è sicuramente una zona di pregio e che va vista, insomma, così. Adesso proseguo nella strada del ritorno. E scendendo dalla strada dei carri ci si ricollega a dove eravamo prima, si ripercorre il sentiero didattico del Monte Nero per fare ritorno al parcheggio. Io prima sono arrivato da là e adesso invece proseguo di qua. Vedete, qui c'era l'indicazione del sentiero numero 1 di prima, quindi c'è sia l'andata che il ritorno. È un percorso segnalato bene, facile, alla portata di tutti, in un contesto che merita assolutamente.
Beh, un giro molto semplice, però gustoso. Ho fatto ritorno in quel di San Pietro, quindi ho parcheggiato al piazzale della chiesa di Montecchio, zona San Pietro. Il giro non l'ho neanche cronometrato, però penso siano sui 7 km più o meno, molto facile, però con tante belle cose da vedere, castelli di Romeo e Giulietta. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche questo video vi è piaciuto, lasciatemi i like, le solite cose belle, le solite interazioni, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!